Il toponimo Treviso deriverebbe da una forma Tarvisium Taurisium, che sarebbe Oppidum Taurisium, ossia la città dei Tauri o dei Taurisci, una popolazione celtica che aveva nel toro il suo simbolo totemico, tanto da introdurlo e inserirlo proprio nell'etnonimo, ossia nel nome di popolo. Ma c'è anche un'altra interpretazione, un po' più romantica e di origine medievale. Pare che il signore di Treviso, che apparteneva alla forma, alla famiglia dei Montoro, abbia voluto effigiare sulla porta della città, ovviamente adesso non abbiamo più tracce di ciò, un volto di fanciulla però tricipite, ossia a tre teste, tre volti. E da qui sembrerebbe quindi Treviso, tre visi, ma è sicuramente una paraetimologia, un'etimologia falsa creata poi dalla tradizione popolare. Nel 1892 il successo che aveva portato Tchaikovsky così grande favore di pubblico della Bella addormentata nel bosco spinse l'impresario del teatro di San Pietroburgo a chiedere a Tchaikovsky un nuovo balletto con la collaborazione di Marius Petipa. Il soggetto era tratto dai racconti di Eta Hoffmann e quindi la forma era la storia del principe Schiaccianoci e del re dei sorci, il re dei topi. Il soggetto non piaceva molto a Tchaikovsky, però Petipa riuscì a convincerlo che avrebbe potuto avere anche una dimensione simbolica, un viaggio nell'onirico attraverso il sogno di Clara, che da bambina sogna il suo viaggio nel mondo della fata confetto nel paese dello zucchero e lì trova il suo principe, cioè il suo ideale, ma poi ritorna al mondo di bambina pronta per diventare donna. La suite che è tratta dal balletto è Suite Opera 71A. Inizia con una ouverture in miniatura. Con lenti fiocchi la neve scende e copre col suo bianco manto tutto il paesaggio. Tchaikovsky sembra quasi voler soffermarsi su questo allegro volo dei fiocchi di neve, che in volute leggere scende verso l'umano per coprire tutta la storia del dolore e dare al mondo nuova gioia di freschezza pura.
La marcia è tratta dal primo atto. Il protagonista Peter ha ricevuto tanti regali, tra i quali anche una trombetta, e lui si immagina di essere un comandante che guida le sue truppe immaginarie, le guida all'assalto di chi? Della povera sorella e del suo principe schiaccianoci. La danza quindi è questa marcetta infantile nel colore melodico, ma nella struttura armonica rappresenta anche la baldanza del giovane che si avvicina, sempre fiero, verso la sua preda, certo di conquistarla. La danza della fata confetto chiude il grande balletto che si è svolto nel Palazzo dello Zucchero, nel regno di Zuckenburg, dove appunto il principe Schiaccianoci ritrova sua madre. Danza con Clara e la fata sottolinea con queste sue movenze sottili e felpate la magia di un suono e di un mondo che ormai sono lontani agli occhi di Tchaikovsky. Per renderlo ancora più emblematico, il suono del pianoforte acquisisce una caratteristica forma della celesta, che è quindi una specie di carillon, affinché la nostalgia di un passato continui a riecheggiare nella mente e nelle orecchie di tutti gli uomini.
Il trepak è una danza russa caratteristica per la sua movenza focosa, briosa, per questo suo volteggiare tremendamente vorticoso, fino quasi a cadere a terra spossati. E Tchaikovsky, delle sue danze caratteristiche tratte dal secondo atto dello Schiaccianoci, ha voluto rendere nel trepak lo spirito russo che si lancia in una gioia incontenibile fino a cadere sfinito e esausto. La danza araba, nell'intenzione di Tchaikovsky, in questo suo divertimento, rappresenta il caffè, perché ogni danza era tipica delle bevande dei popoli. E in queste sue movenze così sinuose vuole rendere il clima del caffè avvolgente. Il fumo che si eleva dalla tazza del caffè diventa nella fantasia di Tchaikovsky una odalisca che assume sembianze umane e che comincia con molli movenze a danzare in forma seducente davanti agli occhi dell'ascoltatore.
La danza cinese rappresenta ovviamente la danza del tè, la bevanda più famosa per la Cina, e questa è rappresentata da una serie di cinesini che danzano in modo quasi comico, uscendo da una specie di tabatière, di suoneria con il carillon, dal quale Tchaikovsky immagina di vedere questi cinesini che danzano fuori al ritmo della musica, fino a che, dopo aver servito il tè con anche acrobazie veramente funamboliche, riescono poi a concludere la presentazione della bevanda e la loro stessa danza. I mirliton sono, o meglio erano, degli strumenti infantili in voga nel Settecento, che erano costituiti, per intenderci, da una specie di gasù, quindi questi strumenti nei quali i bambini si divertivano a soffiare, facendo uscire, bloccando l'apertura centrale e facendo uscire dalle aperture laterali dei suoni che vagamente diventavano un po' grotteschi, un po' nasali, e che quindi rappresentavano un primordiale flauto. Ma Tchaikovsky riesce a nobilitare questa meravigliosa danza, trasformandola in volute leggere di ballerine che nei loro leggiadri voli acquisiscono delle forme acrobatiche di impostazione melodica tale che si adagiano quasi come fiori sulle strutture armoniche.
Il valzer dei fiori è talmente famoso che non avrebbe bisogno di presentazione. Se non fosse per quella straordinaria introduzione arpeggiata, che adesso sentirete tra poco, dalla bravura delle due pianiste Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, che introduce poi la forma danzante del valzer. Ad uno i fiori si presentano ai vostri occhi e iniziano la loro danza in volute meravigliose, piroettando dal tessuto del pavimento del palazzo di Zuckerberg, si innalzano fino al cielo, in costellazioni trasformandosi di luce pura. E questa luce ricade poi sotto forma di pioggia sonora in tutto quel crescendo e tripudiante di tutti i fiori, di tutto il paese di Zuckerberg che esulta per Clara il principe, ma che la musica di Tchaikovsky innalza nei nostri cuori affinché anche i nostri animi siano esultanti e tripudianti per la bellezza di un mondo che non scomparirà mai se noi lo sapremo far rivivere nel nostro cuore di fanciulli.